La gru si spezza trascinando con sé il camion su cui era montata e l'operaio al suo interno. È la dinamica dell'incidente sul lavoro avvenuto a Valdagno, nella rotonda che dà sul Ponte dei Nori, e dove un uomo di 58 anni, originario di Cadoneghe in provincia di Padova, è rimasto ferito. Il luogo è lo stesso dove il 17 aprile dello scorso anno persero la vita padre e figlio, Leone e Francesco Nardon, quando il territorio fu investito da un'eccezionale ondata di maltempo che portò a un parziale crollo del ponte. Secondo la ricostruzione, l'auto articolato stava effettuando interventi di manutenzione per la sistemazione di un marciapiede, quando il braccio allungabile della gru ha improvvisamente ceduto. Il manovratore è rimasto coinvolto nella caduta del mezzo, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Fortunatamente le cose si sono svolte senza gravi conseguenze per la persona e per l'operaio, anche perché per fortuna il braccio si è spezzato quando era ormai quasi a terra, quindi aveva scaricato il materiale e fortunatamente la gru si è ribaltata su un lato che ha permesso di limitare i danni per l'operaio. Però effettivamente è stato un episodio molto spiacevole, soprattutto in queste circostanze, diciamo, del ponte dove è crollato alcuni un anno fa. Oltre alla polizia locale, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai sanitari del SUEM 118 che hanno estratto l'operaio dalle lamiere e lo hanno affidato alle cure mediche. Un incidente avvenuto all'indomani del via libera per la demolizione completa del Ponte dei Nori per motivi di sicurezza. Nonostante l'episodio però, i lavori sono ripresi rapidamente. L'area è stata messa già in sicurezza e riaperta al traffico da alcuni mesi, in modo tale da permettere di riprendere la circolazione. Stanno procedendo celermente i lavori da parte dell'amministrazione con le ditte che sono state coinvolte per permettere ai pedoni di poter passare, in quanto prima il ponte che è crollato permetteva ai pedoni di transitare da una parte all'altra. Adesso stanno realizzando i marciapiedi e quindi tutto sta procedendo in maniera più celere possibile. Speriamo, ecco, che non ci siano più intoppi.